Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Taglio di Po. È passato un anno dalla morte improvvisa di Daniele Dian e la comunità ha voluto ricordarlo con una messa celebrata da Don Damiano Vianello, parroco della parrocchia, con tanti fedeli e tutti gli scout del gruppo Agesci, del quale era diventato Daniele un capo regionale. Tutta la comunità ancora una volta si è riunita con la mamma Elena Bovolenta, Giannino Dian, storico collaboratore del Gazzettino e decano dei giornalisti polesani, e la sorella Paola. Buon viaggio Daniele, ti saluta tutta Taglio di Po, che naturalmente non ti ha dimenticato. Le persone care non è mai semplice, soprattutto se sono un marito, se sono un figlio, se sono un fratello, se sono un amico, un confidente. Mamma mia, com'è complicato. E in tutto questo il Signore però è al nostro fianco, ci accompagna. Desideriamo sorridere, il Signore sorride con noi. Desideriamo piangere, il Signore piange al nostro fianco. Il Signore continua il suo desiderio di salvezza. E allora chiediamo insieme al Signore in questo tempo che ci aiuti a fare nostro questo mistero della fede e camminare così lieti sulle strade della santità.